E come ho spazio le rubriche di Gnovis dal Monte. E è morta a Irkutsk in Siberia Albina Rugo, ultime testimoni d'epopee furlane in Siberia, cursò aiutori preziosi, è stato possibile ricostruire la storia dismenteade di tanti piede migrati che hanno contribuito alla costruzione delle tratte ferroviarie transiberiane sul lato Baikal. Dal Focolare Furlan di Lyon in Francia, il presidente Danilo Vezio nasconde la vicenda personale di Albina Rugo. Purtroppo le brutte notizie perché le nostre Albina Rugo, l'ultimo contatto che aveva dai Furlans che erano in Siberia, e gli è morta. Ieri Albina Rugo era le nipote di un certo Stante Rugo, un Furlandi che partì per fare le transiberiane torno al 1900. Tutti Stante Rugo all'era di Clauset, dal Borgo Salon, per essere precisi, e all'era partito con altri Furlans di Clauset, l'ha avuto poi Fies, Amanda, che lui reclamava bella, e ha avuto queste frutte che Albina Rugo, che era al 37. Allora, nel nostro contatto per tutti i viaggi che divin fatto in Siberia. Qui ha fatto i viaggi in Siberia un certo Romano Rodaro, che è membro da Furlan di Lyon, ma al vive in zona di Parigi, insomma, non volte in Siberia, parlarci dunque tracce, olmes di Furlan. E l'ha incontrata appunto anche questa Albina Rugo, che parlava italiano, abbonde ben no Furlan, perché sì, sono non ha insegnato. Purtroppo è stata una di queste profughe in Italia, quando Stalin ha fatto che grandi spurgas, che ha copato un flak di Furlans e andava a sfuro un bel posto, che sono rimasti dai paesi di nascita. Potessi immaginare voi dal 39-40 che erano in misera di spaccato i cones, dove in Friuli, vi derivava Rush da Siberia a Clauset, era una roba insomma fuori di misura, in Toscana. Albina, Somari, Amanda e anche Edoardo Sofradi e hanno imparato l'italiano. Quando le guerre finite sono tornati in Siberia, era il loro paese, il loro tiere, hanno voluto ben tornare in Russia, in Siberia, lì che erano nasciuti. Pensavano che sì, con la fine della guerra anche la Russia si sviluppasse e che si potesse vivere come che si vive in Italia. Noi salutiamo dunque la nostra Albina Rugo con un bel man di Furlan, come che ha fatto sulle tombe di Sonono, le steppe russe, lì che le tombe di Sante e alle scritte per in caratteri latini, man di Furlan. Come probabilmente non la rimpui in Siberia, romano l'ha già anche ad una certa età, però abbiamo mantenuto il contatto col pop, col prete dal paese di Missa Boia Babuscin. Lì che Furlan dal 1 gennaio 1900 e hanno scritto parole sul messale dal Levant di Buie, quando l'ho vichiatata è stata le scintille per lasciare tracce di Furlans in Siberia. Andò un'evore, ma che chi di Sante Rugo e di Albina Rugo era una traccia, una libreria viva, insomma, era una bella roba. Bina sai vote di dicembre in tali uffici di collegamento region di Bruxelles è stata creata Vina sai vote di novembre è stata creata tra musiche e giochi di luce la mostra antologiche dedicate all'artista Giorgio Celiberti, presenta e cerimonie in mostre un'ottantina di lavori tra pitturis, disegni, sculturis e odiesi disegni mai esponuti a Bruxelles. Una tornata palmestri che dal 1956 ha vinto una borsa di studi dal Ministero delle Istruzioni Pubbliche che ha permesso di restare a lungo a Bruxelles, dove ha avuto modo di completare le sue ricerche sull'arte di avanguardia, organizzate in occasione dal 95esimo compleanno di Celiberti, che al gole ai 19 di novembre, la mostra fa parte dal ciclo espositivo ideate e curate di Marianna Cerboni e è fatta in collaborazione con l'Ente Friuli Talmonte, promovuta e sostenuta da Regione Friuli Vignesi e Giulia. È presente per l'avvenimento l'assessore regionale delle autonomie locali Pierpaolo Roberti e il Mestri Celiberti alla fatta con di più regala al Parlamento europeo con la donazione di stelle e sigil di pace che sottolinea gli impegni dell'artista in tal promovi valori di pace e dialoghi tra i popoli. Presenta l'avvenimento Franco Jacob, presidente di Ente Friuli in Talmonte, Martina Dalla Baiova, membri del Parlamento europeo dal 2014 al 2024, Chiara Salvelli e James Green.
Cristi, membri del gabinetto dal Presidente del Parlamento europeo, Roberta Mezzola, Massimo e Giorgio Celiberti, Fienevo Dalmestri e Elisabetta Cudicio, manager del studi Celiberti. Ma ho sentito sulla mostra il Presidente dall'Ente Friuli in Talmonte, Franco Jacob. Ho sentito a Bruxelles l'inaugurazione delle mostre per Giorgio Celiberti. Come ente Friuli nel mondo siamo contenti che un artista furlan come Giorgio Celiberti ha sede riguardato qui a Bruxelles, in sede della regione Friuli Venezia Giulia, e che tante gente siete venute qui proprio a Viodi, a riconoscere e a dire grazie per la sua grande attività culturale che fa grandi furlans in tal mondo e i furlans che dal monte Viodi, un artista così importante che tanti successi, tante glorie ha portato al Friuli. E noi organizziamo e sosteniamo il Popolare Furlan di Bruxelles che ridoglie in queste iniziative. E le tutte per lo sgnot, nuovi saltano domani sera, mandi e buone serate dei Viodisi.